Cari telespettatori, eccoci insieme, ben ritrovati e ben ritrovata anche alla nostra ospite, era un po' di tempo che non la vedevo, Jacqueline Temporin, che è presidente dell'Associazione di Consumatori Adiconsum del Veneto. Grazie, anche per me è un piacere rivederti, è vero, un po' di tempo che non ci vediamo. Infatti, e noi ci vediamo purtroppo sempre nelle situazioni di normale emergenza, diciamo normale perché tanto non cambia niente. Associazione di consumatori vuol dire chi si prende a cura tutti i problemi, i tanti problemi più difficoltosi da risolvere da parte dei cittadini. Poi nei momenti di difficoltà emergono delle criticità ed emergono anche diciamo, i punti di fragilità delle persone, è vero? È vero. Voi adesso in questo periodo che cosa riscontrate? Purtroppo con le tensioni geopolitiche di questi ultimi mesi purtroppo abbiamo visto che il prezzo del gas ma anche del petrolio è aumentato in tutti insomma, i mercati internazionali e questo di riflesso ha portato anche un aumento non solo di carburanti ma porterà un aumento anche delle spese della luce, dell'energia elettrica e del gas, per cui in questi mesi abbiamo questa emergenza che già si riflette sulle tasche degli italiani e anche insomma, delle famiglie venete. Ecco, io all'inizio mi sono un attimo fermata a riflettere perché quando dico associazione di consumatori, Adiconsum, poi ce ne sono tante altre, vorrebbe dire che, come avviene in altri paesi, negli Stati Uniti e nel nord Europa, i cittadini quasi di default dovrebbero aderire l'una all'altra a seconda di quello che preferiscono, perché poi c'è l'imbarazzo della scelta, ma dare forza a queste associazioni, come se fossero non sono neanche dei sindacati in realtà, vanno ben oltre. Perché allora voi potreste in queste situazioni fare molto di più? Esatto, invece purtroppo devo dire che molto spesso le persone, insomma gli utenti si rivolgono alle associazioni di consumatori in generale proprio nel momento di emergenza, di criticità, quando invece il compito delle associazioni di consumatori qual è? È quella di spiegare, di insegnare quello che è un consumo responsabile ma anche insegnare quello che è la tutela propria del potere d'acquisto, che questo è fondamentale. Infatti Adiconsum, e parlo per Adiconsum essendo nella Presidente, nell'arco di tutto il 2025 e anche già iniziando il 2026 abbiamo tenuto un grandissimo numero di incontri in tutto il territorio del Veneto, del veneziano, proprio per i consumatori, a tutela, a difesa dei consumatori e anche dei consumatori più fragili, proprio per indirizzarli verso anche una tutela del proprio potere d'acquisto, di un consumo più responsabile, anche per imparare insomma, nella lettura delle proprie bollette energetiche, del gas, ma anche per insegnare quello che è anche una modalità di risparmio, visto i tempi, per quanto riguarda insomma, la vita quotidiana. Ecco, infatti insegnare come comportarsi e poi voi potreste agire anche a livello istituzionale, se aveste una grande rappresentanza, poi non solo da soli, anche a livello unitario, per poter forzare certi provvedimenti che abbiamo visto che possono essere presi. Si possono abbattere delle tasse, per esempio, sospenderle, È vero, anche perché purtroppo come arrivano le emergenze, no? in questo momento abbiamo questa emergenza geopolitica, poi purtroppo le emergenze vengono tamponate con delle misure che sono emergenziali, invece servono delle misure che debbano essere preventive. Le misure preventive si ottengono lavorando le istituzioni, ma a pari passo anche con le associazioni di consumatori o comunque con le associazioni di categoria. Ricordiamoci che gli utenti sono comunque dei consumatori, i cittadini sono consumatori, sono utenti, sono pensionati, sono cittadini che contribuenti, no? E quindi lavoratori, quindi diciamo il consumatore racchiude, rispecchia tutta questa categoria e quindi chi più delle associazioni di consumatori può dar voce al cittadino nei momenti di difficoltà. Ecco, quindi non andare solo quando uno ne ha bisogno, esatto. Perché a quel punto e voi cercate di risolvere i problemi anche che sembrano più semplici, che sembrano più semplici in realtà non lo sono assolutamente. Allora, qui abbiamo tra le varie emergenze c'è quella a causa di tutti questi rincari e di non farsi bene i conti, un sovraindebitamento in generale. Un sovraindebitamento in generale perché purtroppo aumentando il gas e il petrolio di conseguenza è aumentato il costo dei carburanti, l'abbiamo
abbiamo visto tutti. Di per sé questo porterà a che cosa? A un aumento anche delle bollette della luce e del gas, ma di tutta quella che è la filiera del consumo, per cui di tutti i beni di consumo e anche dei servizi, che sono comunque legati ai mercati internazionali purtroppo del petrolio e del gas. Ecco perché i cittadini si vedranno, le famiglie vedranno aumentare una spesa, abbiamo preventivato nell'arco del 2026, che va dai 300 ai 500 euro a seconda del numero del nucleo familiare. Sono tanti, sono tantissimi, sono tantissimi. Pensiamo, ci stiamo avvicinando, ne parlavamo prima, anche alla stagione più calda per quanto riguarda anche l'utilizzo del gas e la spesa del gas, però se io ne utilizzo di meno ma comunque l'aumento del prezzo, del costo del gas aumenta, le bollette rimarranno simili, parallele a quelle invernali, per cui diciamo che a discapito del consumo la spesa rimane la stessa. Questo inficia nel portafoglio delle famiglie, che continuano ad essere, ahimè lo dico sempre, purtroppo ammortizzatori di quelle che sono le tensioni internazionali. Ecco, però, vedendo in un sistema globale anche del nostro paese e vedendo anche altri paesi cercano di facilitare il più possibile il consumo interno, perché diventa poi l'ancora di salvezza. Va in crisi, per esempio il turismo, cosa non tanto così a me lontana dalla realtà, in certi paesi non sembrava neanche, abbiamo visto quello che sta succedendo, potrebbe riguardare anche noi, cioè per quel che riguarda i flussi dagli Stati Uniti per esempio, che costituiscono una ricchezza importante. Tu non provvedi perché i tuoi cittadini possano consumare i beni del tuo paese, perché non hanno, e da noi è semplice, perché non c'è un sufficiente potere d'acquisto. Non c'è un potere d'acquisto perché continui a speculare sempre sul consumatore, che a un certo punto, avendo dei redditi, poi abbiamo la certificazione che è stata data dall'ultima analisi, in Veneto in modo particolare, particolarmente bassi, e abbiamo visto i flussi di giovani che stanno sciamando con cifre quadruplicate addirittura rispetto a qualche anno fa verso l'estero, verso obiettivi più raggiungibili. È ovvio che poi lo Stato va in crisi perché tutto versi anche meno tasse, poi a un certo punto c'è meno IVA, meno consumi. Sì, condivido il tuo pensiero. È anche vero che purtroppo noi come nazione siamo ancora legati alla produzione estera di materia prima, quindi li importiamo dall'estero e nel momento in cui c'è il crash internazionale di default noi ne risentiamo. Per questo continuo a dire e continuiamo a dire come associazione di consumatori che c'è bisogno di una misura preventiva, di una tutela preventiva e non emergenziale, che certo risolve il problema e la problematica al momento, ma nel lungo termine non risolve il problema vero e proprio. Famiglie che si trovano in difficoltà, si trovano sovraindebitate, ma sovraindebitate proprio per il costo della vita quotidiana. Ecco, qual è l'errore che, siccome poi voi vi trovate anche ad analizzare i budget familiari, no? Perché vi viene presentato, poi magari uno fa un finanziamento, un altro. Quali sono gli errori più frequenti che vengono fatti e che cosa quindi consigliate di stare ben attenti e di non fare? Allora, soprattutto di analizzare le entrate, e quindi di strutturare le uscite in base alle entrate che uno ha. Nel senso che molto spesso, è vero, ci troviamo in difficoltà e molto spesso siamo in difficoltà perché non abbiamo magari un budget a copertura di quelle che possono essere delle spese che possono arrivare impreviste. Purtroppo ho notato che molto spesso le famiglie non ragionano sotto questo punto di vista, non sono lungimiranti, per cui ragionano al momento, il qui ed ora, che purtroppo il qui ed ora va benissimo nel momento in cui c'è un'economia florida, il paese sta bene e non ci sono emergenze. Nel momento in cui però capitano queste emergenze e la popolazione diventa, ripeto, ammortizzatore di tutti i problemi che ci sono, il qui ed ora non funziona più. Devo imparare a saper risparmiare, sapendo che se io ho un'entrata, una parte di quell'entrata, almeno un 10%, deve essere accantonata per le emergenze, altrimenti fare anche affidamento al credito al consumo, a finanziamenti. Che è un boomerang. È un boomerang, perché poi se io non riesco nel tempo a comunque coprire anche quell'uscita,
Assolutamente. Non riuscirò mai ecco, poi. un imprevisto, quello che stiamo vedendo dalle immagini, è stato il rincaro della benzina, del gasolio, soprattutto gasolio, mamma mia, c'è una cosa allucinante, e adesso quello che ne consegue. Beh, l'aumento del gasolio che cosa porterà? Poi porterà anche un aumento dei trasporti. Se aumentano i trasporti, aumento della filiera dei beni, quindi che cosa succederà? Che le persone, insomma, le famiglie si vedranno costrette a spendere di meno per il consumo per quanto riguarda poi per coprire la spesa fissa della famiglia, luce, acqua, gas, un finanziamento, il mutuo della casa. Abbiamo già speso sperando che non tutto il tocchino i bilancio. tassi, sperando che non tocchino i tassi. Sperando che non si tocchino i tassi, per cui l'aumento, ripeto, del carburante, in questo caso del gasolio, del gas, ha portato poi e porterà piano piano, ma l'abbiamo già visto, a un aumento di tutto quello che è il consumo, e quindi già le famiglie hanno un potere deflattivo che è pazzesco. Ecco, quello che si chiedono sempre un po' chi ci ascolta è: ma voi non potete fare niente? Noi abbiamo, ci sono dei tavoli aperti a livello istituzionale, ci stiamo battendo non solo, e già dall'anno scorso, per quanto riguarda la spesa del gas e dell'elettricità. Ogni giorno, e ripeto, ogni giorno a livello internazionale e nazionale tutte le associazioni di consumatori si riuniscono con le amministrazioni nazionali proprio per cercare di trovare una normativa, una misura contenitiva per quanto riguarda le famiglie, no? Però è molto molto difficile. Devo dire la verità, è davvero difficile. Un messaggio: inutile parlare di speculazione dei prezzi, tanto non serve a nulla se oltre alle parole non si passa a qualche dimostrazione più fisica, come fanno in Francia. Effettivamente ci sono paesi dove le persone sono più reattive, e non è solo la Francia. Sì, sono più reattive, però è proprio la popolazione che parte, ne parlavamo prima. Non dico che la popolazione debba comunque lanciarsi verso insomma, esatto, però devo anche dire che se le associazioni di consumatori, se le associazioni di categoria si impegnano, no? E portano il loro messaggio a livello nazionale, è anche bene che però i contribuenti, gli utenti, i consumatori seguano le associazioni di consumatori, seguano le associazioni di categoria. Altrimenti non arriviamo da nessuna parte, perché sono loro che danno voce. Devono dare forza, voi dovete sentirvi essere rappresentativi, essere rappresentativi di un numero significativo di persone che è comunque attivo, vi dà forza. Sì, perché più di informare i cittadini, informare la popolazione, informare il contribuente, informare il consumatore di quelli che sono i propri diritti, anche la tutela dei propri diritti. Sì, io lo dico sempre, un cittadino informato crea una comunità informata. La comunità informata è quella che poi crea le istituzioni. Infatti, questa è un'altra questione. E poi sì che nel nostro paese ci sono associazioni di consumatori, non è che non ce ne siano. Assolutamente no, ce ne sono tantissime. Anzi, la somma dovrebbe fare veramente che hanno forza anche, perché hanno forza, però, ripeto, ci sono i cittadini che ci devono aiutare, devono contribuire proprio dando voce e con la loro forza. Allora, interrompiamoci un attimo, abbiamo la pubblicità. Voi, se volete scriverci delle questioni, eccetera, approfittatene della nostra ospite, della nostra esperta, poi ne parliamo anche di altri argomenti tra poco.